Ci si divide sulla decisione del primo cittadino di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, di chiudere una corsia di circolazione del sottopasso che collega la città con la frazione di Mezzavia. Da un lato residenti, commercianti e albergatori che rimarrebbero svantaggiati da questa situazione. Dall'altra pedoni e ciclisti che rischiano ogni giorno la vita per la mancanza di una corsia apposita. Un'opera, quella del sottopasso, che venne studiata a male sin dalla sua nascita e per prediligere il risparmio si è tagliato sulla sicurezza. Ora con questa nuova scelta anche le categorie deboli potranno attraversare il sottopasso in sicurezza. Con molta probabilità la corsia a rimanere aperta sarà quella che da Montegrotto va a Mezzavia, consentendo così di proseguire la ciclabile che al contrario potrà continuare nell'altra corsia. Swishamber Channel News, Montegrotto Terme.